Sono Andrea Zanoni, candidato alle regionali con Italia dei Valori per il collegio di Treviso e sono anche presidente di Paese Ambiente e della Lega Abolizione della Caccia. Da circa 20 anni in veste di volontario, di attivista di diverse associazioni, mi occupo di ambiente, tutela dei diritti dei cittadini, tutela della salute, tutela degli animali. Per quanto riguarda gli inceneritori di Silea e di Mogliano, Paese Ambiente ha aderito subito alla sua nascita al coordinamento dei comitati Rifiuti Zero per bloccare questi due impianti voluti da un'industria. Sono due impianti che sono inutili per il nostro territorio, sono dannosi, hanno bisogno di bruciare dei rifiuti che vengono addirittura da fuori provincia, ma in ogni caso sono inceneritori che non servono perché le modalità per smaltire i rifiuti, compresi i rifiuti industriali, devono essere altre, partendo soprattutto dalla differenziazione dei rifiuti e diminuzione dei rifiuti. Ad esempio, buona parte dei rifiuti, fanghi da industria, possono essere eliminati convertendo tutte le depurazioni che funzionano col principio fisico-chimico in depuratori biologici che nella maggior parte producono come scarti, come fanghi, dei fanghi che possono essere anche riutilizzati in agricoltura proprio perché nascono da processi biologici. Come Italia dei Valori ci battiamo contro gli inceneritori. Dall'ultimo congresso di Italia dei Valori del 7 febbraio scorso fatto a Roma è uscita questa linea molto importante perché chiarisce bene la posizione di Italia dei Valori, che dice no agli inceneritori, sì alla raccolta differenziata spinta dei rifiuti. Abbiamo noi trevigiani un esempio importantissimo, è il centro raccolta e riciclaggio dei rifiuti di Vedalago, dove appunto ci hanno fatto capire che si può arrivare quasi al 100% di differenziazione dei rifiuti. I rifiuti devono essere una risorsa, è materia prima, il nostro pianeta è un mondo finito, non è un qualcosa che produce in modo infinito dei beni, delle risorse, è finito, pertanto bruciare i rifiuti vuol dire mandare in fumo delle risorse. I rifiuti sono un bene prezioso. Il centro riciclo di Vedalago ce lo insegna perché loro con questi rifiuti producono materie plastiche che possono essere utilizzate nei processi industriali, producono della sabbia che può essere utilizzata per fare dei manufatti cementizi che addirittura acquistano delle caratteristiche molto importanti e migliorative di questi manufatti. A Treviso assistiamo a questo gioco sulle spalle dei cittadini di questi due inceneritori. Nessuno li vuole, un'industria li vuole imporre, la regione non ha ancora fatto il piano dei rifiuti e pertanto c'è un vuoto normativo gravissimo, e quando ci sono questi vuoti normativi che cosa succede? Quando manca la legge vige la legge del più forte, in questo caso la legge di un'industria. Abbiamo visto proprio ieri Galan approvare una delibera che sblocca il blocco imposto agli inceneritori fino a quando non si farà il nuovo piano di rifiuti. Io quasi con, devo dire, chiaroveggenza, ma non è neanche chiaroveggenza, è un minimo di, logica, ho scritto nel mio programma no agli inceneritori anche dopo le elezioni, perché era prevedibile che la lobby degli industriali intervenisse in questo. È intervenuta addirittura prima delle elezioni. E quindi assistiamo a uno degli ultimi colpi di coda di questo governatore che in questi anni non ha fatto niente, di questa giunta di centrodestra, Casa delle Libertà e Lega, che non hanno fatto niente. E quando dico non hanno fatto niente mi riferisco al piano dei rifiuti che non è stato fatto, mi riferisco al piano delle cave che non è stato fatto, mi riferisco al piano di risanamento dell'aria. Cominceremo a pagare delle pesanti sanzioni nel 2011 grazie a questa mancanza. Mi riferisco al piano energetico che non è stato fatto, mi riferisco allo statuto. Siamo l'unica regione in Italia, assieme al Molise e alla Basilicata, che non ha lo statuto del Consiglio regionale. Uno statuto che serve a dare pratica e attuazione anche ad altre normative che possono portarci anche al tanto decantato federalismo.
Cosa succede quando in una regione, in una comunità, mancano leggi importanti come queste? Quando mancano le leggi, cari amici, vige la legge del più forte. E i più forti sono i lobbisti, sono i palazzinari, sono i commercianti, gli smaltitori dei rifiuti, sono i cavatori, sono appunto i palazzinari. E quindi in questi anni questi signori che adesso ci chiedono il voto non hanno fatto niente, dando carta bianca alle lobby, dando carta bianca ai potentati economici. È importante invece intervenire, c'è molto da lavorare, queste sono tutte leggi che Italia dei Valori vuole fare. Io nel mio programma ho inserito anche un'altra cosa importantissima, che ritengo perlomeno a mio avviso importantissima e che Italia dei Valori appoggia, che è il referendum senza quorum. Con il nuovo statuto che si va ad approvare in Veneto vengono anche inserite le norme per fare i referendum. Bisogna inserire una normativa sui referendum senza quorum, ovvero che si possa andare a votare al referendum ma che non ci sia una partita truccata dove quelli che vogliono l'abolizione di una legge devono fronteggiarsi contro due contendenti. Quelli che vogliono quella legge la vogliono mantenere e gli astensionisti. Questa è una partita truccata, quindi vogliamo il referendum senza quorum e allora ecco che possiamo mettere al vaglio dei cittadini tramite il referendum, che è lo strumento democratico più importante che abbiamo oggi, leggi come quelle sulle cave, le leggi sugli inceneritori, le leggi che ci possono imporre centrali nucleari e tutte quelle leggi che vanno contro gli interessi dei cittadini a favore delle lobby. E sull'acqua? In merito alla privatizzazione dell'acqua è stata una delle mie prime preoccupazioni. Io recentissimamente sono stato eletto consigliere comunale nel comune di Paese. Prima ancora in veste di presidente di Paese Ambiente ho aderito a tutte le iniziative dei comitati per la tutela dell'acqua, del Movimento Nazionale per la tutela dell'acqua, raccogliendo le firme, facendo dei banchetti per raccogliere delle firme per scongiurare la privatizzazione del servizio dell'acqua, cosa che purtroppo non ha dato i suoi frutti perché recentemente il governo Berlusconi con la Lega a favore ha privatizzato il servizio dell'acqua. Questa è una cosa gravissima. Io ho portato in Consiglio Comunale una mozione contro la privatizzazione dell'acqua per chiedere alla Regione, perché il nostro comune di Paese chieda alla Regione Veneto di chiedere l'incostituzionalità della legge sulla privatizzazione dell'acqua. Con grande meraviglia e anche soddisfazione tutto il Consiglio Comunale, quindi anche le forze che a livello nazionale avevano privatizzato l'acqua, quindi PDL e Lega, hanno votato a favore di questa mozione. È una cosa importante, un piccolo segnale. Comunque noi non ci arrendiamo. La partita non finisce qui, anzi la partita è aperta perché Italia dei Valori proprio il 7 febbraio, sempre a Roma, al congresso ha deciso che appena finite queste elezioni regionali, indipendentemente da quelli che saranno i risultati, lancerà due referendum. Il primo contro la legge sulle centrali nucleari e il secondo proprio contro la legge che in Italia ha privatizzato l'acqua.